Renato Di Giacinto, un finanziere abruzzese trasferito nel nord-est. Ha problemi non solo a far rispettare il fisco, ma anche a interagire con questo popolo che usa sempre il dialetto. Bah. Applaudo, applaudo, Renato Di Giacinto dell'Intendenza di Finanza. E dopo vediamo. Sì, tutti che ridere qua, pure lei che ride. Questa faccia da ticket sanitario che c'ha lei. Lei è uno di quelli che quando fa la dichiarazione dei redditi ci mette in mezzo talmente tanti scontrini di spese mediche raccattate qua e là che gli volevano dare il premio malato dell'anno. Un altri 2 scontrini e vinceva un trapianto di Mizza in omaggio. E là arrivo io, Renato Di Giacinto dall'Intendenza di Finanza, e dopo vediamo. La signora Cadde qua ride, pure lei, sì. Questa fa finta che c'ha la casa piccola ogni volta. Quando la dichiara dice un monolocale c'ho. E là arrivo io, Intendenza di Finanza, io vi conosco a voi veneti, vi conosco. Come il parrucchiere estetista che ho accertato questa settimana. Intanto, visto che si parlava di estetica, di chi? Ma non potevano curare un po' che l'estetica della dipendente? Quando sono arrivato ho detto, questo più che della finanza devono avere paura della buon costume. Una zoccola, proprio uguale. Vabbè, io sono professionista, certe cose non le guardo. E faccio, senta, ci sta il titolare? Questo mi guarda e fa, sì, adesso che facciamo? C'è che è giapponese questo. Niente, il fatto sta che arriva il titolare e mi accoglie con un bel buongiorno mi dica. Buongiorno faccio io. Giallo-verde, le ricorda qualcosa? Questo mi fa, ma sarà i colori sociali del Chirignago, non so. Dice, ma che sta dicendo? Le fiamme gialle. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Qua pratica antincendio so a posto. Di che senta, lei ci sta pigliando in giro. Io sono stato qua fuori, ci stava una signora, è entrata dentro. Teneva i capelli neri come la pece. È uscita fuori che sembrava albina e non ci aveva in mano manca una ricevuta. Dice, lo so. Poretta, sta signora se ha sentito male. È sbiancata. E dica che spianca solo sui capelli. Ma la faccio spiancare io con una multa da 2000 euro. E vediamo. Comunque mi trova su una buona giornata. Cioè, via. Chiuderò un occhio, tutte e due. Mi limiterò a una bella lavata di capo. Sembra che me la fa la signorina a gratis e con una bella frizione. Questo mi ha detto, gratis. E sa che famo a frizione e devono controllare anche ai freni, non è vero? Così che questa la multa non l'ha scaricata. Però a me mi ha fatto una scarica di mazzate. Niente, lo sapevo che pure questa volta era meglio se gli facevo cadere la mannaia del fisco addosso. La mannaia. Mannaia la miseria, mannaia, ma guarda un po'.